TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la politica. Elezioni regionali 2025. Alle urne si è recato circa il 45% degli aventi diritto, il 16% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Alberto Stefani, candidato presidente sostenuto dalla coalizione di centrodestra, è il nuovo governatore del Veneto. Mentre prosegue lo spoglio, in oltre metà delle sezioni scrutinate i dati parlano di oltre il 60% delle preferenze dei votanti. Questo è il messaggio di Stefani sulla sua pagina Facebook ufficiale. Grazie Veneti, con grande emozione ho ricevuto l'onore di rappresentarvi. Sento dentro di me una forte responsabilità e anche una grande energia. Voglio essere chiaro, metterò al primo posto i bisogni delle persone e sarò presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. E insieme alle forze della coalizione, che ringrazio, da domani sarò già al lavoro, con occhi e cuore solo per il Veneto. Rimanendo in argomento, nel 2015 il centro-sinistra era sceso al 22%, nel 2020 è crollato al 16%, oggi superiamo il 30%. È un rimbalzo che vale molto di più di un dato, è la prova che esiste un Veneto che non si rassegna, che vuole un'alternativa, che crede ancora in una politica capace di ascoltare, di proporre, di cambiare. È una svolta. Così Giovanni Manildo, candidato presidente della coalizione di centro-sinistra, commenta i risultati delle elezioni regionali. A Stefani, conclude Manildo, rivolgo il mio migliore augurio di buon lavoro. L'ho fatto anche di persona, chiamandolo e salutandolo come nuovo presidente. Ma il nostro impegno non finisce qui, anzi, da oggi inizia un nuovo percorso, più forte e più largo, perché il Veneto ha bisogno di un'opposizione seria, costruttiva, determinata. E bisogno di una visione diversa. Noi ci saremo ogni giorno per dare voce a chi non ha voce. Parliamo di sanità. È il dottor Giacomo Ceron, il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 2. Nato ad Olmo nel 1977, laureato in medicina e chirurgia nel 2003 all'Università degli Studi di Padova e specializzato in medicina legale all'Università degli Studi di Verona nel 2008, è autore e coautore di una vasta produzione scientifica e presenta una cospicua attività di aggiornamento. Al dottor Ceron, professionista con lunga esperienza nell'ambito della medicina legale, auguro un buon lavoro, certo che potrà portare uno sguardo innovativo e competente nelle varie importanti funzioni che svolge il Dipartimento di Prevenzione. È il commento del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Con l'occasione rivolgo un sentito ringraziamento al dottor Paolo Patelli per il lavoro svolto in questi anni con professionalità ed dedizione. Passiamo alla cronaca. Alle ore 13:30 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Castello di Godego in via Martino per l'incendio di una baracca adibita a magazzino. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Castelfranco Veneto ha provveduto a estinguere l'incendio, evitandone la sua propagazione nelle aree limitrofe. Sul posto personale Enel per la verifica di alcuni cavi. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.